115. Signore la luce, la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Signore l'amore che vince il peccato. Gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore che vince l'angoscia. Gloria, gloria, canta al Signore. Gloria, cantiamo al Signore. Il Signore la pace che vince la guerra. La gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, miei fratelli e sorelle, la trasfigurazione di Monte Tabor è un fatto singolarissimo per la vita di Gesù, prima di tutto, per la fede degli apostoli che sta vacillando e per la fedeltà della Chiesa, cibo della sua unione, per gli apostoli e per la Chiesa, noi è il superamento dello scandalo della croce ed è insieme la di Gesù, il Messia del Padre, degnamente questa Eucaristia, seconda domenica di Quaresima, chiediamo incontro come sempre con la verità del suo cuore, con il suo perdono. Con a Dio onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho peccati, parole, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, la beata sempre Vergine, tanti a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro, Dio onnipotente, di noi, perdoni i nostri peccati. Signore pietà, pietà, pietà. O Padre, ascoltare il tuo Figlio, informalmente possiamo godere la visione della tua gloria, Gesù Figlio che è Dio, con te
unità del Santo per tutti i secoli. Genesi. Giorni, il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, parentela e dalla casa, verso la terra che io ti indicherò. Una grande nazione dirò, rendere il tuo nome e possa essere un nome. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partiva ordinato il Signore. Parola di Dio. Regola del Signore è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore è piena la terra. L'occhio su chi spera per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Del Signore è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sei, Signore, come da te noi speriamo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Soffri con me per il Vangelo, infatti ci ha salvati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua. Questa è Gesù, fin dalle con l'azione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha fatto risplendere la vita e l'utilità del Vangelo, parola di Dio. Onore a te, Signore, lode, onore, Signore Gesù. Dalla nube luminosa si udì la è il mio figlio l'amato. Lode, onore a te, Signore Gesù. Secondo Matteo, in quel tempo prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li su un alto monte, e fu trasfigurato. Molto brillò come il sole, le sue vesti candide come la luce, ed ecco apparvero loro che conversavano con lui, dicendo la parola Gesù, Signore, è bello per poi mette in parte
via, stando quando un nano incontra, ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, posto il mio compiacimento. Allora caddero con la faccia a terra, furono premore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non il monte. Gesù ordinò loro: non parlate a questa visione prima che il figlio dell'uomo risorto dai morti. E parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, il nostro cammissima al ci presento straordinario della vita di Gesù, che è della gloria, sfigurazione sul monte Tabor. Durante alcun tempo l'umanità di Gesù si riveste e la luce è il e della trascendenza e si mostra ai suoi apostoli nella sua grandezza, figlio di Dio. Gesù e gli apostoli sono in cammino verso Gerusalemme. Gesù il figlio dell'uomo, del popolo, sommi sacerdoti e dagli scribi lo uccideranno, ma un giorno risorgerà. È drammatica, gli apostoli disorientati, che parla della sua passione, morte, e non cosa significhi. Non hanno il coraggio di chiedere a Gesù di quelle parole. Lo sconforto è immenso. Vede in Gesù il loro maestro, che li ha voluti come suoi discepoli, sembra venir meno. È in questo momento particolare che Gesù prende con sé Pietro, Giovanni, i suoi primi discepoli, i pescatori di Betsaida, i suoi confidenti che saranno poi anche i suoi testimoni, e li condusse in monte per renderli partecipi della sua identità messianica, inviato del Padre, e per rendere insieme la sua messa, lui, il figlio, mentre è in preghiera, si annota lui, figurò. Il suo volto si fece come il sole, le sue vesti divennero candide,
davanti a tre, ricordando il fatto meraviglioso della trasmissione. Ciascuno scrive a modo suo quello che riesce a dire. Matteo parla di vesti candide, candide come Marco descrive le vesti di Gesù bianchissime come nessun acciaio riuscirà al lavoro. Luca afferma che erano vesti sfolgoranti. È una visione da gli apostoli mai avevano visto il volto di Gesù trasfigurato. Ed ecco accanto a lui appaiono Mosè ed Elia, due personaggi autorevoli della storia di Israele. Elia, rappresentante del profetismo, che parlano con Gesù e parlano di che? Parlano l'azione. Gesù corregge il cuore degli apostoli, quella falsa idea che si erano fatti di lui come ogni israelita, glorioso e potente, venuto a ridare grandezza e rinnovare i tempi. Davide. Così la trasmissione confermava la missione di il Messia il venuto non per essere servito, ma dire venuto per servire e dare la vita per la salvezza di molti. Pietro, tornato da tutta quella luce, quello che dice e si rivolge a Gesù, Signore, se vuoi faccio una per te, una per Elia, gli apostoli del dramma che li aveva condotti vorrebbero rimanere lì, ma non era possibile questo. Nel rendere in Gerusalemme, mentre Pietro ancora stava a una nube del Padre, udito il giorno del battesimo, ecco, questo è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo, ascoltatelo. All'udire questo gli spaventati, ma Gesù li dice loro alzatevi, non temere, si guardarono attorno, non c'era più niente, quello che era prima, solo con Gesù. Mentre scendono dal monte, Gesù di tutto quello non urrà a nessuno, tanto che vi saranno maturi finché l'uomo sarà risorto dai morti. Ora gli apostoli hanno inteso il volere del Padre
c'è il che tutti dobbiamo ascoltare. È lui il maestro, è lui la spirituale, parola di verità e dalla quale lasciarci condurre. Padre ci ha ricordato che Gesù, l'unigenito, il dono singolaristo con infinita grazia, ce lo ha dato come compagno a difficoltà nel pericolo come Messia Salvatore. A Gerusalemme salire un calvario dove Gesù concluderà la missione e tu morirai. Ma la risurrezione glorierà di nuovo la tua umanità. Si ritrova unito della sua Pasqua. Miei fratelli, ascoltare Gesù. Andiamo da questa seconda domenica ascoltare Lui, credere delle sue promesse e vivere come suoi testimoni. Faccio la professione di fede. Io credo in lo suo unico Signore, e fu concepito di Spirito Santo, Maria Vergine sotto Ponzio, molto ucciso, morì e fu sepolto, discesa agli inferi, terzo giorno risuscitò da morti al cielo, a destra di potente, di là verrà a giudicare credo santo, la Santa Chiesa, la comunione dei santi, dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Per le mie sorelle Gesù trasfigurato, ora la certezza che ogni croce è sempre orientato al trionfo. Con gratitudine chiediamo al Padre la forza proseguire. Per ora preghiamo insieme. Padre, ascoltaci. Padre buono, per la Chiesa, chiamata ad essere vicissitudini e le tribolazioni, sempre preghiamo. Per gli delle nazioni, a cui è affidata la di amministrare e le energie della terra. Preghiamo. Per tutti i cristiani trasfigurati in Cristo, diventare sale della terra e luce. Comunità parrocchiose per celebrare a tutti ricevuta. Noi ti preghiamo. Questo ti
chiediamo, o Padre, completa con la tua misericordia ciò che era, non osa sperare, per Cristo nostro Signore. Amen. Sei Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto pane, la terra del lavoro dell'uomo, perché diventi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino della vita e del lavoro dell'uomo. Chiediamo a te perché diventi ucolici, Signore, il nostro sacrificio che oggi sia a te. Fratelli e sorelle, perché famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati, ci santifichi nel corpo e nello spirito, possiamo celebrare degnamente le feste per Cristo nostro Signore. Ora sia con voi. Rendiamo grazie al Dio. È buona e giusta reverenza. Grazie a te, Signore Padre Santo, Dio onniverno, per Cristo nostro, che egli dopo aver redento ai discepoli della sua morte nel alto monte manifestò la sua gloria e chiamando a la legge indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi uniti agli angeli acclamiamo insieme l'inno. Santo il Signore dell'universo, di cieli e terra, sono gloria, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto lui che nome del Signore, Osanna, Osanna,
dall'alto degli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegna variamente la passione, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e te, e questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver il calice di grazia, lo diede e disse: bevetene tutti calice del mio sangue, eterna alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in è mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, siamo Padre il pane della vita e il calice. Vediamo in presenza servizionale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un corpo solo. Nella tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata sulla morte, partecipa immortale, la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, persone come. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella situazione, ricordati di tutti i defunti al tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, il tempo di furono graditi. Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Padre, onore odio, onore per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. E non abbandonarci alla. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri
con l'aiuto della tua misericordia, liberi dal peccato, nell'attesa che si compia la beata spera venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto in pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà. Vi regni nei secoli, la pace del Signore sia con tutti. E togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, pietà di noi, di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Di Dio che toglie i peccati di vela. Non sono degno di partecipare, ma di soltanto e io sarò salvato. Il sangue di Dio per la vita. Il canto numero 344. Noi parla eterna, Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato i tempi. Dio è passa questo mondo, noi solo chi non passerà mai. Passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. E lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi col suo sentiero, Dio è carità. Passa quel mondo, passano i secoli, solo chi ama passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Noi amiamo perché Lui ci ama. È amore, Egli per primo diede la vita. Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà
ti ama. Preghiamo per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri. Renderti grazie, o Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra hai pregustato per Cristo nostro Signore. Ed ora la benedizione particolare della Quaresima. Benedetto Padre, ad Angelo del tuo Figlio unigenito, possano desiderare e raggiungere la gloria e tutta la sua bellezza, Cristo nostro Signore. E la benedizione del Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Un paio di avvisi. Forza del volontari dell'associazione sclerosi multipla danno fiori per raccogliere fondi per questa malattia. Controlli di vedrà alle ore 18 sul Gran Su per ogni crea con voi. La messa è finita, andiamo in pace e a tutti una buona domenica. Celeste trono, via, rivolgi a noi. Per una volta sol, o ma dolce cara,
chi ti chiama. Salva, o Maria, e tanto confida in te. O Madre dolce cara,